A rischio le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio presso il comune di Realmonte, l'ex sindaco Santina Lattuca ha impugnato al TAR la delibera con la quale è stata sfiduciata. Durante la seduta del Consiglio Comunale a Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'allora sindaco in carica Santina Lattuca, eletta sindaco nell'ottobre del 2020. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il dottor Carmelo Burgio quale commissario straordinario del Comune di Realmonte. Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato anche disposto che le elezioni relative al sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio prossimo. L'ex sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia di Palermo un ricorso contro il Comune di Realmonte nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell'assessorato regionale alle autonomie locali, della funzione pubblica, del commissario straordinario dottor Carmelo Burgio e dell'ex presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, avvocatessa Irene Pilato, e dei consiglieri comunali decaduti. Con il medesimo ricorso è stato impugnato anche il decreto dell'assessore alle autonomie locali, che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati sindaco e Consiglio Comunale. Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio il candidato a sindaco Manlia Alessandro Pietro, l'ex presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, avvocatessa Irene Pilato, nonché i consiglieri uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, difesi dagli avvocati Rubino e Impiduglia. Il TAR di Palermo ha già fissato la Camera di Consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall'ex sindaco Lattuca, e in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia.